Buonasera a tutti, un caloroso saluto ed un benvenuto nella splendida cornice della Centa di Reana. L'appuntamento di stasera è ormai consolidato da decenni e ci sprona a cercare di anno in anno un tema e un argomento nuovo che possa sempre incuriosirvi e coinvolgervi. Questa sera vi presenteremo le creazioni della stilista Anna Lombardo, che ha il suo atelier Axia Exclusive Fashion a Ceresetto di Martignacco, dove realizza con tessuti di pregio, capi su misura di ogni genere, modelli esclusivi in cui riesce ad esprimere al massimo la sua fantasia e che spesso diventano i protagonisti di sfilate di moda in tutta la regione. Lei stasera ha accettato la nostra proposta di venire qui a Reana e noi ne siamo molto fieri ed orgogliosi e abbiamo la fortuna di vedere le sue creazioni qui. La fantasia è la grande protagonista della nostra sfilata stasera, perché fantasia è sogno di una notte di mezza estate, come abbiamo voluto intitolarla, e come avrete capito ci siamo ispirati alla famosissima commedia di William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate appunto, e noi vi auguriamo di sognare alla grande assieme a noi. E allora assieme a Federico Skridel, accompagnato da 4 splendide fatine, entriamo nel regno di Oberon e Titania, in questo bosco che vedete incantato, dove si nascondono anche il Syrinx e le sue ninfe. Le vedete nascoste? Ecco, io vi chiedo di essere molto generosi con gli applausi, perché c'è l'emozione tanta sul palco, dietro la passerella, e generosi di applausi anche con le nostre modelle, che come amo ricordare ogni anno non sono modelle di professione, non abbiamo mai fatto prove, accettano la sfida che noi proponiamo e speriamo che vada tutto bene e che vi piaccia. Dunque diamo il via alle nostre flautine, fatate. Città di nome Atene. Il duca di Atene, Teseo, sta per sposare Ippolita, regina delle Amazzoni. Per la cerimonia è previsto un festeggiamento in pompa magna della durata di 4 giorni. Addirittura gli artigiani del paese, che hanno una piccola compagnia di teatro, metteranno in scena la straordinaria tragedia di Piramo e Tisbe, e per l'occasione giungono alla corte molte grandame e nobili. Tra di loro vi è un ateniese, Egeo, con sua figlia Ermia e 2 giovani uomini, Demetrio e Lisandro. Egeo spera che Ermia sposi Demetrio, che è già innamorato della giovane, ma Ermia è a sua volta innamorata di Lisandro e dunque rifiuta di sottostare al volere del padre. Egeo minaccia di punire la figlia con la più severa pena prevista dalla legge se non rispetterà il suo volere, e le dà tempo fino al matrimonio per decidere della propria sorte, chiarendole che opporsi al suo volere significherà essere chiusa in convento o addirittura venire uccisa.
vuole obbedire al volere del padre, Elisandro, il ragazzo di cui è innamorata, progettano di fuggire da Atene la notte successiva per sposarsi nella casa dello zio di Elisandro, poco distante dalla città. Commettono però un errore che sarà decisivo per la nostra storia. Comunicano il piano ad Elena, un'amica di Ermia, che era stata sua fidanzata, di Demetrio, quella che oggi chiameremo la sua ex. Elena ama ancora Demetrio, colui che Ermia avrebbe dovuto sposare, e sebbene lui si sia allontanato dopo aver incontrato Ermia, lei è innamorata. Quindi, nella speranza di riconquistare il suo amore, Elena svela a Demetrio la fuga che Ermia e Elisandro hanno pianificato. La notte seguente, Demetrio segue di nascosto la coppia nei boschi, a sua volta seguito da Elena. Ah, gli innamorati. Ed ecco a voi in passerella, vestiti amorosi. From a guy that's on his knees, and you say it's fine, but honestly, I can't believe it, that you ain't leaving. The world keeps testing me. What can we expect? I'm only 23. You say I'm alright, but I'm far too weak. I can't believe it, that you ain't leaving. I know that I've hurt you. Believe when I say I never meant to treat you this way. Deserve much better. I'm such a cliche. What does it matter? Time is there, paralyzed. My heart stops with beating, afraid that you're leaving. I know that I've hurt you. Believe when I say I never meant to treat you this way. Deserve much better. I'm such a cliche. What does it matter? Ecco, mi raccomando, siete sempre molto generosi con gli applausi. Alice alla sua prima sfilata. Continuiamo sempre la sfilata di abiti così amorosi, sempre creati dalla nostra stilista Anna Lombardo, Axia Fashion Atelier di Ceresetto di Martignacco. Beautiful, 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 beautiful angel. Now your imperfections are behavior. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you amazing. But nothing can compare.
said we just really got the dawn. Ain't nobody else that I be on. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Come vedete, questi vestiti sono veramente favolosi, fantasiosi, e ce ne sono ben 10 per ogni blocco, 10 ragazze che sfilano per noi stasera, alle quali va un grande applauso. To let you know, swear to God you're beautiful. Yeah. Ma nei boschi si trovano altri curiosi personaggi. Per esempio, Oberon e Titania, re e regina delle fate, che sono appena tornati dall'India per benedire il matrimonio di Teseo e Ippolita. E poi ancora la compagnia degli artigiani ateniesi, che prova lo spettacolo da inserire e inscenare davanti al duca e alla sua sposa, Oberon e Titania. Loro sono in disaccordo a proposito delle sorti di un principe indiano che è stato affidato a Titania. Il ragazzo è così bello che Oberon vorrebbe farne un cavaliere, ma Titania non è d'accordo. Per ripicca verso la moglie, Oberon manda il suo servitore, il folletto Puck, a cogliere un fiore magico, il cui succo può essere applicato sulle palpebre di una persona addormentata per farlo innamorare del primo individuo che vedrà al suo risveglio. Il folletto trova il fiore che Oberon trova il fiore e Oberon gli comunica i propri piani
per applicare il magico succo sulle palpebre di Titania Dormiente. Che scherzone! E a questo punto, signori e signori, vedremo il secondo blocco di abiti con tema scherzoso, giocoso. E qui vi lascio immaginare tutta la fantasia che avete. Creati dall'atelier Axia Fashion di Ceresetto di Martignacco, che vi invito tutti ad andare a visitare. Abiti di ogni sorte, di ogni tessuto, per ogni occasione e per ogni evenienza. E ancora devo tirare... sì. Pronte, mi dicono. Ok, vai con la musica, Gabriele. Questi bellissimi abiti c'è stato un lavoro di acconciatura, di trucco e parrucco gentilmente fornito e offerto dal Salone Nuovo Stile di Stefania Mauro del Morena di Reana del Royale, che ogni anno si mette a disposizione, lei e il suo staff, e per ore e ore e ore tutto il pomeriggio trucca le modelle, le pettina, le acconcia in base al tema della sfilata. Ed è anche adesso dietro le quinte Stefania con lo staff che fa gli ultimi ritocchi.
It's all around the world. Ecco, come abbiamo la fortuna di vedere tutte queste creazioni stasera che parlano di fantasia, di gioco, di scherzo, con gli abiti creati da Anna Lombardo. Dunque, cari amici, stavamo parlando di Oberon e di Puck. E mentre Oberon racconta il suo piano al suo magico servo, nota dall'alto del suo albero Demetrio, che si comporta crudelmente con Elena. Egli ordina quindi a Puck di mettere un po' di quella pozione anche sulle palpebre del giovane ateniese. Puck va e nel bosco incontra Lisandro ed Ermia e, credendo che Lisandro sia il ragazzo di cui gli ha parlato Oberon, gli applica la pozione sugli occhi. Passa la notte e quando questi si sveglia vede come prima persona Elena che lo stava seguendo e si innamora perdutamente di lei, abbandonando l'idea di seguire Ermia, e nel corso della notte Puck cerca di rimediare al proprio errore, finendo per far innamorare sia Lisandro che Demetrio di Elena, e la quale crede che essi si stiano prendendo gioco di lei. Ermia diventa tanto gelosa di Elena da sfidarla in una lotta, e allora anche Demetrio e Lisandro arrivano quasi a combattere per l'amore di Elena, ma Puck, per fortuna, riesce a confonderli, imitando le loro voci intorno e facendoli perdere nella foresta. Perché Puck è solo un folletto birichino, non ha niente, come dire, di regale.
Lasciamo la passerella agli abiti regali. E che regalità, signore e signori! You walked away, you left me out here on the floor. You didn't care, you're still the one that I adore. You gave me something like nobody did before. Whoa, if I close my eyes, all I see is you standing there in front of me. You're on my mind constantly. Now I can't get no sleep. All day and night you keep me up, non-stop. I'm so done. Yeah, I'm giving you more than enough. I'm not enough. I'm so done. Yeah. I blame myself, I broke my own heart loving you. You called me up and now I'm waiting for the truth. You left me helpless, now I don't know what to do. Whoa. Whoa, if I close my eyes, all I see is you standing there in front of me. You're on my mind constantly. Now I can't get no sleep. All day and night you keep me up, non-stop. I'm so done. Yeah, I'm giving you more than enough. I'm not enough. I'm so done. Yeah. No sleep, na 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 na. No sleep, na 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 na. I think about you day and night. Now I can't get no. No sleep, na 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 na. No sleep, na 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 na. I think about you day and night. Now I can't get no. No sleep tonight. No, no, no. No sleep tonight. All day and night you keep me up, non-stop. I'm so done. Yeah, I'm giving you more than enough. I'm not enough. I'm so done. All day and night you keep me up. Ecco, come vedete questi abiti sono veramente regali, abiti da sera, da cerimonia, che voi potrete ordinare, far confezionare dalla Anna Lombardo, Anna Fashion Atelier di Ceresetto di Martignacco. All I see is you standing there in front of me. You're on my mind constantly. Now I can't get no sleep. All day and night you keep me up, non-stop. I'm so done. Yeah, I'm giving you more than enough. I'm not enough. I'm so done. No sleep, na 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 na. No sleep, na 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 na. I think about you day and night. Now I can't get no. No sleep, na 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 na. No sleep, na 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 na. I think about you day and night. Now I can't get no. No sleep tonight. No, no, no. No sleep tonight. All day and night you keep me up, non-stop. I'm so done. Yeah, I'm giving you more than enough. I'm not enough. I'm so done. All day and night you keep me up, sleep, non-stop. Sleep, I'm so done. I think about you day and night. I'm giving you more than enough. Sleep, sleep, I'm so done. I think about you day and night. Now I can't get no. Ecco, mi raccomando, siate sempre generosi con gli applausi.
You take the night out not really sad. And I know that you still wanna see me. On the Sunday morning music red light. And me love you while the moon is still alive. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. I just wanna feel your skin on mine. Feel your eye through the exploring. Passion in the message when you smile. Take my time. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Bene. Allora, si parlava prima degli artigiani che stavano facendo... Voi sapete qualcosa degli artigiani? Mi hanno detto... No, allora vediamo. Nel frattempo quindi gli artigiani fanno le prove, ma uno degli attori pare non comportarsi molto bene, quindi Puck, il folletto, per dargli una scherzosa lezione, trasforma la sua testa in quella di un asino. Quando Titania, regina delle fate, si risveglia, la prima creatura che vede è proprio Chiappa, il più ridicolo degli artigiani ateniesi, con la sua testa d'asino. Titania, sotto l'effetto dell'incantamento del fiore magico, si innamora perdutamente di lui. Oberon, tra grasse risate, ha avuto soddisfazione e fa tornare le cose alla normalità, riuscendo a ottenere che il principe indiano sia fatto cavaliere. E Puck riesce finalmente a versare la pozione d'amore sugli occhi di Lisandro, che torna al suo originario amore per Hermia. Grazie fatto. Teseo e Ippolita, il duca e la regina d'Atene che si devono sposare, giungono nel bosco per cercare i ragazzi fuggiti e scoprono gli amanti addormentati lì nel bosco e li riportano ad Atene affinché si sposino. Demetrio ora ama Elena
Elisandro ama Ermia. Dopo il matrimonio di gruppo, gli sposi assistono alla commedia preparata da Chiappa e dai suoi compagni, una versione comica e ilare della storia di Piramo e Tisbe. Quando la rappresentazione è conclusa, i 4 giovani si ritirano e le fate arrivano a benedire le coppie dormienti con un incantesimo per poi scomparire. Evviva gli sposi! Le nostre modelle sono quasi pronte per sfilare in abito nuziale, dato che questa è stata la conclusione della storia che ha letto Federico, tratta dal Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. E adesso allora lascio la passerella agli abiti nuziali. Life is like a pit. It's just for you and me. My life is like a pit. It's all that you can feel. My life is like a pit. It's all that you can feel. My life is like a pit. It's all that you can feel. My life is like a pit. It's all that you can feel. With me, you can talk with me, you can dance with me. My life is like a pit, it's just for you and me. You can walk with me. Colgo l'occasione per ringraziare fra un abito e l'altro, vieni, anche i fotoreporter, fotomontaggi che sono in fondo alla passerella. Prego. It's all that you can feel. My life is like a pit. It's all that you can feel. With me, you can talk with me, you can dance with me. My life is like a pit, it's just for you and me. You can walk with me, you can fly with me, but only you and me together on this beat.
It's all that you can feel. My life is like a beat. It's all that you can feel. Touch with me. Talk with me. I like the beat. My life is like a beat. It's all that you can feel. My life is like a beat. It's all that you can feel. You can go with me, you can come with me. My life is like a beat, it's just for you and me. You can play with me, you can lose with me, but only you and me together on this beat. Questi vostri applausi sono sempre graditissimi. Oltre ai bellissimi abiti che vedete, anche le bellissime modelle. Vi ricordo che sono modelle solo per questa sera e solo per noi. Abbiamo l'onore di averle nell'ambito della nostra sfilata dei festeggiamenti dell'Assunta di Reana. Invece altre dopo partono dalla nostra passerella e diventano quasi professioniste. Come with me. You can talk with me, you can dance with me. My life is like a beat, it's just for you and me. You can walk with me, you can fly with me, but only you and me together on this beat. Ecco, questi sono sposi veri, perché hanno ancora le dita nel miele, si sono sposati da poco, per cui sono un marito e moglie, e questa sera abbiamo permesso loro di rivivere il momento più bello della loro vita. Questo è il nostro affezionato Carlo Pavà, che è stato più volte modello e ospite della nostra sfilata, con sua moglie Federica. Mi fermo qui un attimo perché volevo farvi notare, oltre che farvi gli auguri di nuovo, l'abito di Federica. Questo abito è stato ricamato dalle signore del centro Alzheimer di Udine, per cui hanno fatto questo lavorone. Ha un significato molto profondo, oltre che essere bello è anche molto significativo, perché in questo centro di Alzheimer queste signore si sono dedicate a ricamare questo abito. È una cosa stupenda. Mi dispiace che non possiate vederlo da vicino come noi qua su. Se volete vederlo da vicino, a Ceresetto di Martignacco da Axia Fashion Atelier. Ecco, con questo concludiamo il blocco degli sposi. Grazie di nuovo e tanti auguri. Bene. Ora, la storia è quasi conclusa e davanti a voi, cari amici, rimane solo Puck e le sue fate. Prego, fate, alzatevi. E la musica. Se noi, ombre, vi abbiamo scontentato,
Pensate allora, ed è tutto accomodato, che avete qui soltanto sonnecchiato, mentre queste visioni vi sono apparse. Ed il tema, ozioso e vano, che non più di un sogno è stato, signori, vi prego, non venga biasimato. Se clementi voi sarete, migliori poi ci troverete. E parola di folletto, se alle lingue di serpente per fortuna siamo sfuggiti, noi faremo presto ammende, o chiamatemi bugiardo. Dunque, a tutti buonanotte e batteteci le mani se ora siamo buoni amici, e in cambio Puck, il folletto, metterà tutto a posto, tutto perfetto. Grazie. Allora diamo un attimo la passerella prima di richiamare fuori le nostre modelle. Allora io chiamerei adesso sul palco, se è pronta, ve la presento. Escono le modelle. Di nuovo un applauso a tutte le nostre modelle. Che invito poi a rimanere qui sul palco accanto a me. E sono Anita, Giulia, Stefania, vieni qua Anita. Ok. Di qua, venite qua sul palco, vi mettete qua, andate fino laggiù in fondo, mettetevi lì. Anita, Federica, Giulia, Stefania, Ilaria, Elisa, Siria, Gaia, Alice e Beatrice. Sono le nostre modelle del sogno di una notte di mezza estate che speriamo di aver iniziato a vivere questa sera nell'ambito dei festeggiamenti della nostra festa dell'Assunta 2019. Ecco che ritornano. Eccola qui! Un grande applauso a Danna Lombardo, a Stefania del Salone Nuovo Stile e al suo staff. Accomodatevi qua vicino a noi. Naturalmente la nostra Anna Lombardo è la signora vestita di rosso, quella che crea nel suo atelier capi su misura di ogni genere, e avete potuto vederlo anche voi, signore e signore, gentile pubblico, i suoi abiti creati con creatività, sperimentazione e cura nei dettagli, realizzati con tessuti di pregio e di cura. Bravissimo, un altro applauso a Danna. Ringrazio le flautiste della scuola di musica della banda di Reana del Royale. Chiamo la maestra qui, Claudia, vieni qua davanti, omaggio floreale. Ed un omaggio anche alla nostra Anna, creato dalla Proloco del Royale.
e che con la loro vetrina ha fatto omaggio di questi fiori, la vetrina della Proloco del Royale in via del Municipio a Rimugnano, aperta il martedì e il giovedì mattina e il venerdì e il sabato pomeriggio. Andate a curiosare perché ne vale la pena, hanno delle creazioni veramente belle. Poi io proseguo con i ringraziamenti. Allora, per quelli che hanno montato la passerella l'ho già detto, per i tecnici audio, Gabriele in primis, per Gabriele Pividori del gruppo Tremendi che è stato prezioso perché ci ha montato l'impianto audio, per quelli che ce l'hanno imprestato. Poi volevo ringraziare anche la fioreria Floor Garden di Reana del Royale che ci ha omaggiato, ci ha allestito il palco con alcune piante, e vi ricordo che la fioreria Floor Garden presso la fioreria ha aperto uno spazio agroalimentare, loro ci tengono a dirlo, di prodotti tutti italiani, e a fianco l'arte giardino per farci capire. E poi volevo ringraziare anche quelli che hanno allestito questo palco, e un ringraziamento particolare a Ferruccio, che sarebbe mio marito, che oggi ha passato la sua giornata qui in mezzo ad alberi e fronde, e anche agli altri collaboratori della festa dell'Assunta. Le Fatine, Sofia, Elisa, Marianna, Arianna ed Elisa, un applauso alle Fatine flautiste. E anche a queste 4 emozionatissime modelline che non vi dico cosa non hanno combinato mentre aspettavano, perché l'emozione è stata veramente tanta e sono state veramente brave. E noi vi aspettiamo per le prossime serate della Sagra di Reana. Vi ricordiamo che domani alle ore 18 c'è il trampolino, che è una manifestazione, una gara, un concorso di arte varia, domani sera alle ore 18:30, quando cala il sole. E poi il 15 agosto avremo la grande chiusura con i fuochi d'artificio. Quelli di Reana sono veramente spettacolari, a mezzanotte, e prima dei fuochi la tombola, condotta da Federico Sgride. Allora un ringraziamento di nuovo a tutti voi. Federico, ti avevo ringraziato. Ecco, un ringraziamento a Federico che ogni anno collabora con me. Anche lui fresco sposo, auguri anche a te. Ecco. Bene, dopo aver fatto vedere che anch'io ho la fede e sono nel posto giusto per dirlo, vorrei che si facesse un grande applauso a colei senza la quale questa manifestazione non sarebbe possibile. Lei è Maria Rosa, una sono Deus, l'altra sono Ex Machina, cioè sono indispensabili. La signorina, anzi signora, mi scusi, signora Stefania! Applaudiamo Stefania. Quem sono i pregunti? Che si cogliano? Che non è bien di biondi, ecco. Sono tutti miei. Grazie. È la prima volta che sfili? C'è sempre una prima volta. Ok. Salutiamo suo marito e mia moglie. No, lei è mio, mandi. Ecco, grazie di nuovo a tutti e buon proseguimento di serata. Arrivederci alla sfilata del 2020.